Il Natale è un ulteriore Natale sottotono, anche questo, anche perché le pubbliche amministrazioni, sempre per il discorso del non capire che cosa significa svolgere un'attività come la nostra, un'attività di impresa, non riesce a capire che inserendo una data del 16 di dicembre per drenare quanta più liquidità è possibile dalle tasche dei possibili nostri clienti con IMU, Tasi, Tarso, eccetera, ha fatto un danno enorme anche a se stesso. Se avesse previsto questa data, magari fra un mese, probabilmente il risultato sarebbe stato di gran lunga migliore. Andare a prelevare liquidità in questo periodo significa ridurre al minimo le possibilità di acquisto. Il gioiello è un bene voluttuario e quindi diciamo è quello che insieme ad altri viene sacrificato maggiormente e per primo. Se già vediamo che si risparmia anche sul cibo, si immagini bene. Però devo dire che non si rinunzia totalmente a fare un regalo del nostro genere, si riduce la spesa, certamente quella sì, tutto va bene purché questo Natale sia diciamo rallegrato da un piccolo pensiero sotto l'albero, perché rinunciare anche a quello, al pensiero anche piccolo, ma purché ci sia quel pacchettino ben confezionato sotto l'albero, penso che sia una catastrofe, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, perché Natale che Natale è se non c'è proprio questo scambio di desideri, di voglia di essere ricordato come lo si fa sempre, come si è fatto sempre.